Sino duci dodis? Aliere une volte un siorut che si chiamava Virginio. In chiarnie lo conosceva in duci, parvie c'aliere pure in chiandele. Non aveva ni une chiase, ni une famè, ni un lavoro. E tucciava i cori a tor di paese in paese a ciri un toc di pan e un ripar pegnot, magari in cambio di qualche lavorut. Une sere, sul principi de Vierte, al capità des bandis dal bosco di Pierabec, ma nessun al voleva dai ricette. Novi noi c'è mangià, i diseri in tune chiase. Raus, che non le puoi spaipecciottars come te, i diseri di un'altre bande. E così, puor Virginio, plen di fan e di fred, al chiatari parta al bosco, so di un arbol, ma te mari de gnot, al glusvea. Si sentiva innanzi tan lontan un trob di lor che con voz basse soturne a disemin. Sino duci dodis, sino duci dodis, sino duci dodis. Prima che l'uvo al massim, Virginio si platà da ur di un'ecise e al viodè dodis o menons con su une tonie blanche e une cappe a ponte che platava la muse. A ierin i dodis sassins dal canal di Guard che attornavi di chissà quale robarie. Passats che a forin Virginio s'indurmidì. E anche la di dopo, non savindula là, al tornà a dormì so di quel stesso arbol. Anche che sviac alle stesse ore al tacà sentì. Sino duci dodis, sino duci dodis, sino duci dodis. Si platà in moda ur decise, ma quanche al passà l'ultim sassin, lo stramurtì con tunera clade. Gli avai vestiti e la cappe, sai mette su, e di buride al tornà a mettersi in file con che gli altris, murmugliando anche lui, sino duci dodis, sino duci dodis, sino duci dodis. I sassins a camminare in man e al furpa al bosco, finché arrivare in davanti une pissande, che da urvie e platava un passaggio segret che almenave fin a une grande chiase. E iere la cove dai dodis sassins dal canal di Guard. Dopo gli entrati in chiase, che iere plene di bes e diamants e giois da pardut, che il più grande e grues al disè. Anche parusignotto vin robat e assassinat. Poi hai là i sac sculaur e mettensi a dormì, che anche domani varì un biel ce fa. Virginio al procurà di mettersi un chianton e si diava alla cappe dome quant avevi di studadis d'utili stiandelis par non farsi cognossi. Quant che duce dormivi in par ben, al chiapassù un sac grandonon, al butta dentro i duce che al podè e a stiampà vie. Che gnot, Virginio al diventà il più sior de chiarnie e vadì di tutto il Friul. Ma al veve di stiampà lontan, perché nessun si domandasse, massimi sassins, ciumut che al veve fatto così tan beis duci in un colp. Al decidei in alore di la state basse furlane. Al tacà a farsi clamà a Zef, al comprà un gran talbierc e si maridà con tune bielle femmenute di non corine. Per qualche an al vive benon, finché un dì i sassins a venirin a savè che iuppe basse al viveve un culacenti arniel e plen di bes e che la femmine, quando si rabbiave con lui, gli diseve «Torna in monta a fa il pecciottar». Insomma, a ieri in sigurs, cagliere lui quel che urveve portat vie tut. E così a organizzare un'espedizione per Chiastialu. Si platarin dentro di une botte grandonone e le facerin consegnate cantine dall'albierc. «Usai portat che ste botte di vin neri?» disse all'umenut che almenava il chiar al famei dall'albierc. «Ma no, non lo vin ordinate», disse il famei.
Alle già tut paiata al giuntà pronto lo menut. E così la botte e fu portata in cantine. A un certo punto, Teo starie dall'albierg al finì il vin. E così Corine e correiu in cantine a Chiolilu. Ma rivade io e tacca sentì che dentro de grande botte qualchidun al murmugliave. Sino tu gli dotis, sino tu gli dotis, sino tu gli dotis. Plene di pore e torna su a avvisare il som. E allora lui dise: Corine, muoviti, va lì dal spoler e metta a bulì il vueli te pignate più grande che tu has. Quando che il vueli al diventà bulint, lo portare in giù te cantine e con tune plere lo buttare in dentro de botte. Il sassin s'attaccare in accaina e a muovisi così a fuart che la botte si rompe in mil tocs. E così, a stiampare in vie, corrente tanche spirtaz, di che volte nessun al savè più nuie di loro. E tutti i veri in grata Virginio parve deliberati il Friul di che il trop di sassins.